In Veneto nel 2012 le coppie che hanno richiesto l'autorizzazione d'ingresso di minori stranieri in Italia erano 233, nel 2022 appena 40, un crollo di adozioni di quasi l'83% in 10 anni frutto delle tensioni internazionali, ma non solo. Il problema poi si è riversato in tempi che si sono sempre più allungati e in famiglie che arrivano a sostenere costi che giungono fino ai 30.000 € per poter sostenere un'adozione internazionale che si può articolare in periodi prolungati che arrivano fino a 4 o 5 anni. Secondo i dati della Commissione per le adozioni internazionali risultano ancora in calo quelle concluse tra gennaio e giugno 2023. Il primo semestre vede 248 adozioni realizzate contro le 273 dello scorso anno e le prospettive per il secondo semestre non sono rosee. Non si sono ridotte solo le adozioni, ma si sta assottigliando i ranghi delle persone disponibili all'adozione. Intervenire sull'iter e sui costi è per il Forum delle associazioni familiari quanto mai urgente. Che i percorsi vengano semplificati, che vi siano a livello internazionale nuovi accordi, che favoriscono dei percorsi di adozione e che i costi, per le adozioni internazionali vengano parificati a quelli delle adozioni nazionali, cioè azzerati. Tutto questo in un quadro quanto mai drammatico dal punto di vista demografico per il Veneto che secondo le stime vedrà la sua popolazione passare dagli attuali 5 a 4 milioni di abitanti. Anche questo è un segnale, negativo che dobbiamo raccogliere e che deve preoccuparci. Dentro un quadro di denatalità, e qui faccio anche un annuncio, il 19 di ottobre realizzeremo i primi stati generali della natalità in Veneto, in collaborazione appunto con la regione e, varie forze del nostro territorio. Dentro questo quadro preoccupante, ogni figlio in più che arriva dovrebbe essere un patrimonio e dovrebbero essere stesi i tappeti rossi.